A chi vi rimettete per dirigere gli affari di Stato? Ai cittadini. E come si scelgono i cittadini che diventeranno i capi della città? Tirando a sorte? Con delle fave? Lo sai bene. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio, ma or ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso? Siccome conosci tanto bene la politica, perché non ne fai tu stesso? Perché ho imparato al momento del processo dei generali che il posto di colui che combatte l'ingiustizia è in mezzo a tutti, nella massa e non negli incarichi pubblici. D'altra parte sono più utile se insegno la giusta pratica della politica ad un gran numero di cittadini, piuttosto che praticarla io stesso. Fai attenzione. Parli come quei filosofi stranieri che ci impestano con le loro dottrine. E ricordati che hanno condannato Protagora. È triste vedere che i tribunali di Atene si mettono al servizio della gelosia e della paura. Tu parli di giustizia, mentre gli altri parlano di patria. Dov'è dunque la tua patria, Socrate? Atene è la mia patria. L'ho dimostrato sul campo di battaglia. Ma seguito a credere che la terra è immensa e che molti altri popoli sono sparsi intorno al mare come le ranocchie al bordo d'uno stagno. La saggezza non è solo ateniese, o la forza spartana e la prudenza corinzia. Altri popoli posseggono queste virtù. Sono ateniese, ma sono anche un uomo, come tutti gli altri uomini della terra. Sta attento a quello che dici. Ti si può accusare di offendere i nostri dei e di disprezzare le nostre tradizioni. Le tradizioni hanno un senso solo se le possiamo valutare nel loro significato. Dobbiamo diffidare delle abitudini. Scelti a caso, per abitudine, i capi della nostra democrazia, quasi tutti ignoranti con la presunzione di sapere, possono essere facile preda del primo venuto e possono commettere ingiustizie. Ecco perché tutti i giorni possiamo misurare la forza della calunnia.